Draghi vuole accantonare le primule, la palla passa alle regioni, il vicepresidente Riccardi chiede ai sindaci disponibilità di spazi per somministrare i vaccini. I dati sulla pandemia confermano la zona gialla. Iniziate le prime inoculazioni nelle università del Friuli Venezia Giulia, adesioni del 70% all'Ateneo di Udine. La privacy ed una circolare del Ministero rischiano invece di bloccare i vaccini al personale della scuola. Un 37enne di Trieste è stato tratto in salvo in Val Venzonassa nelle Prealpi Giulie dopo aver trascorso 7 notti all'Addiaccio, ferita a dare l'allarme alla fidanzata, a farlo sopravvivere il cane. Raccolta differenziata, la classifica stilata da Legambiente a livello nazionale premia Pordenone, malissimo Trieste, sono 56 comuni ricicloni in Friuli. E record per la prossima giornata di Serie A, da venerdì a lunedì 10 partite in 10 orari diversi, è la prima volta nella storia del campionato e potrebbe diventare la normalità. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Nel suo discorso programmatico il Premier Draghi ha lasciato intendere che sarà accantonato il sistema delle primule, ora la palla passa alle regioni e proprio per questo il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardi ha intenzione di scrivere ai sindaci per chiedere disponibilità di spazi nei comuni per le somministrazioni dei vaccini. Intanto i dati relativi all'evoluzione della pandemia in Friuli Venezia Giulia confermerebbero che rimaniamo in zona gialla. Il verdetto comunque come al solito è fissato per domani con l'ordinanza del ministro Speranza. A meno che non si cambi qualche parametro di definizione nella classificazione, non vedo perché noi dovremmo con questi numeri andare in una zona diversa dalla gialla. Pochi dubbi quindi sul futuro a colori del Friuli Venezia Giulia, e del resto lo stesso direttore della task force regionale Fabio Barbone in diretta a Elettroshock aveva annunciato dati più che incoraggianti sul Covid, subito poi ripresi da Massimiliano Fedriga, il governatore, che ha confermato di come, dati alla mano, non ci dovrebbe essere nessun passaggio in arancione con le relative limitazioni. Si prosegue invece a sprombattuto con la campagna vaccinale, consegne permettendo, e in questo senso il Premier Draghi ha già fatto intendere di voler accantonare le primule promosse dal commissario per l'emergenza Domenica Arcuri. Ecco che la palla passerà tra le mani delle regioni e in questo senso saranno coinvolti fin da subito i sindaci, come anticipa il vicegovernatore. Fiera di Udine sta già lavorando, lo ha già fatto per i tamponi, lo sta facendo per la campagna vaccinale già in queste ore. Adesso dovremo trovare dei luoghi nei punti di riferimento significativi del territorio della regione. Io già credo nel pomeriggio firmerò qualche lettera chiedendo a qualche sindaco dove intendiamo fare questo lavoro la disponibilità di strutture pubbliche ampie che ci consentano di portare avanti questo lavoro complicato. Alla vigilia del verdetto del ministro Speranza arriva puntuale anche il monitoraggio della Fondazione Gimbe, dati positivi per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, eccezione fatta per l'occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive. C'è invece qualche preoccupazione a livello nazionale legata alle varianti. Complici le varianti, è impossibile piegare la curva dei contagi con le attuali misure di mitigazione, confidando solo nel potenziamento della campagna vaccinale. La Fondazione Gimbe si appella al governo Draghi per un cambio di passo nel controllo della pandemia. Il monitoraggio effettuato nella settimana tra il 10 e il 16 febbraio vede aumentare in 12 regioni i casi positivi per 100.000 abitanti e in 17 province l'incremento percentuale dei nuovi casi supera il 5%. Il Friuli Venezia Giulia resta tra le 5 regioni nelle quali si supera la soglia critica per quanto riguarda l'occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive. Siamo al 34% rispetto al limite del 30% e invece al 31%, ampiamente al di sotto del livello d'attenzione, l'occupazione nelle aree mediche.
Nella nostra regione migliora il numero di casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, sono 785 rispetto alla media italiana di 660, così come scende l'incremento percentuale dei casi, 2,8% rispetto alla media nazionale del 3,2. Risulta invece in peggioramento l'indicatore relativo alle persone testate ogni 100.000 abitanti, sono 1.237. In merito all'andamento della campagna vaccinale, la Fondazione Gimbe evidenzia come sia ostaggio di forniture centellinate, registrando i primi rallentamenti nelle somministrazioni fuori da ospedali e RSA. In Friuli Venezia Giulia la percentuale di cittadini che ha completato il ciclo vaccinale è del 2,73% rispetto alla media italiana del 2,18%. La percentuale di dosi di vaccino somministrate agli over 80 è del 3%. E intanto oggi hanno preso il via le vaccinazioni nelle università del Friuli Venezia Giulia, Udine, Trieste e anche la Sissa. Per quanto riguarda l'Ateneo friulano c'è un'adesione del 70%. All'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sono partite oggi le vaccinazioni del personale universitario under 55 con il vaccino AstraZeneca. Oltre 500 gli appuntamenti fissati per oggi, le operazioni dovrebbero concludersi giovedì. Qui ne vaccineremo 500, praticamente la metà del corpo docente e personale universitario. Questa è la prima parte, perché poi la seconda parte avverrà giovedì prossimo, dove concludiamo tutta quella che sarebbe la parte del personale sotto ai 55 anni e se arriva appunto l'indicazione, come stiamo aspettando, di ampliamento oltre 65, riusciremo a fare anche quella. Abbiamo predisposto dei percorsi che possono evitare l'assembramento, però ci consentono di attivare 5 o 6 postazioni di vaccinazione contemporanea. L'adesione è stata importante fino adesso, soprattutto per quanto riguarda questi più giovani, insomma entro i 55 anni. Oggi e giovedì prossimo vaccineremo 800 persone, quindi sicuramente un ottimo numero, però sono state già acquisite anche le adesioni di coloro che sono oltre i 55 anni. Auspichiamo che questa novità della possibilità di utilizzo di questo vaccino ai 65 anni ci arrivi il prima possibile, perché questo ci consentirà di rimodulare le prenotazioni estendendole, e in più il completamento della parte dei sanitari, delle case di riposo e gli over 80. Quindi è una macchina che si sta mettendo in campo con tutta la sua forza per riuscire a dare delle risposte a quello che è il virus. Il virus si combatte soltanto con il vaccino e auspichiamo anche che i flussi e le dimensioni delle dosi possano aumentare per riuscire a fare il prima possibile. Sentiamo allora la voce di chi tra il personale delle università ha deciso appunto di vaccinarsi. Cosa l'ha spinta a decidere di vaccinarsi? La coerenza con le scelte che ho sempre sostenuto sui vaccini miei, per me, per mia moglie, per mia famiglia e i miei figli, quindi insomma credo che sia la soluzione giusta da intraprendere. Ma sono convinto che sia il primo passo per tornare a una vita normale, quindi sono stato molto contento che l'Ateneo ha dato questa possibilità e la Regione ovviamente ci ha concesso questa possibilità e quindi siamo molto contenti di partecipare a questa campagna vaccinale. Secondo me è fondamentale per salvaguardare se stessi ma soprattutto gli altri, soprattutto i più anziani e quelli più a rischio, quindi un gesto fondamentale. Sicuramente appunto per una maggiore sicurezza, anche per tornare a un po' a una vita diciamo normale il più possibile. Dunque buona partenza per quanto riguarda le inoculazioni al personale dell'università, qualche problema invece si è verificato per quanto riguarda le scuole. Un problema di privacy rischia di far saltare oltre 18.000 prenotazioni di insegnanti, bidelli amministrativi e tecnici ATA del mondo della scuola. Le prenotazioni infatti venivano effettuate attraverso le segreterie scolastiche e proprio questo ha bloccato il sistema. Quanto previsto dalla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri non prevede la raccolta di dati sensibili da parte delle segreterie che poi dovrebbero provvedere a trasmetterli all'azienda sanitaria. La piattaforma informatica imposta dal Ministero dell'Istruzione per l'adesione del personale della scuola alla campagna vaccinale rischia a questo punto di bloccare l'avvio delle inoculazioni
inoculazioni in Friuli Venezia Giulia, così come nelle altre regioni che non dispongono di questa piattaforma. Così la Regione, anche attraverso l'intervento diretto del Presidente Fedriga, si sta confrontando sul tema con il Ministero della Salute e la struttura commissariale. La Regione punta a far sì che le adesioni vengano trasmesse attraverso il medico competente che svolge la funzione di raccordo tra il sistema sanitario regionale e il datore di lavoro, in questo caso rappresentato dagli istituti scolastici. Ed ora il bollettino per quanto riguarda la pandemia da Covid. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.466 tamponi molecolari sono stati rilevati 197 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,6%. Sono inoltre 2.419 i test rapidi antigenici realizzati. Sono stati così rilevati 65 casi per una percentuale di positività del 2,68%. I decessi registrati oggi sono 11, continuano a calare i ricoveri sia nelle terapie intensive dove scendono a 58 che negli altri reparti dove scendono a 361. La cronaca versa in gravi condizioni, è stato rianimato sul posto dal personale sanitario di un'ambulanza un pensionato rimasto coinvolto in un incidente accaduto poco prima delle 17:30 a Cavalicco di Tavagnacco, lungo via Molinnuovo all'incrocio con via Primo Maggio. Al volante di una Fiat Panda l'uomo si è scontrato con un furgone, è rimasto incastrato nella vettura. Le sue condizioni sono parse subito molto gravi, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Udine e Cividale, giunti sul posto con 4 mezzi, è stato trasportato all'ospedale di Udine in condizioni critiche, rilievi, accertamenti, viabilità da parte della polizia locale di Tavagnacco. Illeso il conducente del furgone, sebbene sotto shock, forti disagi per il traffico, la strada è stata chiusa. Infortunio sul lavoro per un camionista nel pomeriggio di ieri alle 17 a San Giovanni al Natisone in via Casali. L'uomo è caduto dal suo mezzo da circa 1 metro d'altezza, ha riportato traumi e contusioni. È stato soccorso dall'equipe sanitaria e poi trasportato all'ospedale di Palmanova in condizioni serie. Nella notte i ladri hanno fatto saltare il postamat di Zoppola, il bottino si aggirerebbe attorno ai 40.000 euro, importanti i danni alla struttura. Alcuni rumori, poi il botto e infine la sgommata. Si sono svegliati così nel mezzo della notte i residenti che abitano sopra l'ufficio postale di Zoppola in via Camillo Pancera. Lì, poco dopo le 4:30, i malviventi hanno fatto saltare l'ATM Postamat che si trova sotto il portico a fianco dell'ingresso dell'ufficio. I vicini hanno immediatamente, prima ancora che scattasse l'allarme, allertato i carabinieri della compagnia di Pordenone che sono giunti subito dopo, ma dei ladri non c'era già alcuna traccia. Ingente il bottino che potrebbe aggirarsi attorno ai 40.000 euro che si trovavano nella cassetta del Postamat, ma il conto non è stato ancora precisamente quantificato, come non sono ancora stati quantificati i danni allo stabile, che a prima vista potrebbero superare addirittura il valore dei soldi sottratti. Si temono infatti danni strutturali all'ufficio, tanto che l'attività degli sportelli potrebbe essere sospesa per alcune settimane. A indagare sull'episodio sono appunto i militari dell'Arma, che hanno rilevato le tracce lasciate dai pneumatici. Difficile che un aiuto venga dalle telecamere, in quanto i rapinatori avevano messo fuori uso il sistema di videosorveglianza prima di far saltare il Postamat con l'esplosivo. Per quanto riguarda il servizio postale, almeno fino a quando i danni non saranno riparati, i cittadini di Zoppola dovranno rivolgersi all'ufficio dei Castions. Un 33enne di Trieste è stato tratto in salvo questa mattina in Val Venzonassa nelle Prealpi Giulie dopo aver trascorso 7 notti all'addiaccio, ferito. A dare l'allarme è stata la fidanzata. Il giovane era partito lunedì per fare una traversata trascorrendo le notti in casere e bivacchi, come fa
ogni anno in compagnia del suo cagnolino. Questa mattina 2 tecnici del soccorso alpino hanno fatto una perlustrazione con l'elicottero della protezione civile a partire da Casera Navis. Dall'alto è stato avvistato un telo termico e poco distante il giovane a terra, ferito ma cosciente. Aveva al suo fianco il cagnolino Ash, un bastardino che lo ha aiutato a riscaldarsi in questi giorni difficili. Il giovane si era coperto con delle foglie, con la mappa topografica, era scivolato per diversi metri in un canale e si era poi trascinato con una caviglia rotta vicino ad un torrente. È stato lui stesso ad aver raccontato di essere riuscito a sopravvivere anche grazie alla compagnia del suo cagnolino. Ancora nessuna notizia invece di David Concina, l'uomo di Amaro di 48 anni che ormai non dà più notizie di sé dal 15 febbraio scorso, quando è uscito da casa per una corsa intorno a mezzogiorno. Lo stanno cercando i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo con i colleghi di Udine che hanno allestito una base operativa in via della Fabbrica ad Amaro. Chiunque sia in grado di fornire indicazioni per ritrovarlo è invitato a chiamare il 112. David Concina, alto 1,83 m, ha i capelli corti, brizzolati, una cicatrice su una sopracciglia e di corporatura longilinea. Indossa una maglietta termica blu, una giacca mimetica, pantaloni verdi e scarpe da ginnastica. Non ha documenti con sé né il telefono cellulare. Ed ora gli ultimi dati relativi al censimento. Diminuiscono gli abitanti del Friuli Venezia Giulia. La popolazione censita in regione al 31 dicembre 2019 ammonta a 1.206.216 unità, con una riduzione di 4.198 abitanti rispetto all'anno precedente. Quanto rileva l'Istat nella prima diffusione dei dati definitivi 2018-2019 del censimento permanente. Rispetto al 2011 la riduzione è maggiore a Udine e Gorizia, quasi il 44% dei residenti è concentrato nella provincia di Udine, ma la densità abitativa più elevata è a Trieste. Il comune più popoloso è Trieste, quello più piccolo è Drenchia. Il comune più giovane è quello di Pravisdomini con un'età media di 41,2 anni, quello più vecchio è Drenchia dove l'età media invece è di 63 anni. Questi appunto alcuni dei dati che emergono dal censimento. Verità per Giulio Regeni, lo slogan che campeggia su cartelli e striscioni in tutto il paese si trasforma in Friuli Venezia Giulia, terra d'origine del ricercatore rapito e assassinato 5 anni fa in Egitto, in una mozione proposta dalla Lega e approvata dall'intero Consiglio regionale. Il testo, sottoscritto da tutti i consiglieri, impegna la Giunta regionale a fare pressione sul governo affinché l'esecutivo consideri una drastica azione della rappresentanza diplomatica italiana nella Repubblica Araba d'Egitto. Serve infatti una forma di pressione, si legge nel documento, affinché le circostanze che hanno portato all'omicidio di Giulio Regeni possano finalmente essere chiarite tramite un giusto processo nei confronti dei perpetratori individuati dalle indagini svolte dagli inquirenti italiani. La mozione è stata condivisa anche da parte della Giunta regionale. Gli accordi commerciali con l'Egitto hanno probabilmente rallentato il processo, ha osservato l'assessore Pierpaolo Roberti, ma io credo che la vera realpolitik sia difendere un principio di dignità nazionale. L'Italia non può essere trattata in questo modo da nessun paese. Secondo il presidente dell'Assemblea legislativa Piero Mauro Zanin, i segni di tortura sul corpo di Regeni sono segni di tortura sull'Italia e non ci si può sedere al tavolo con chi li ha provocati, conclude. Ed ora la classifica dei comuni ricicloni che è stata stilata da Legambiente a livello nazionale. Spicca la provincia di Pordenone, malissimo invece Trieste. Sono 56 comuni ricicloni del Friuli.
Bene Pordenone, Udine e Gorizia, così così e malissimo Trieste. È questo il bilancio dei capoluoghi regionali nel concorso Comuni Ricicloni 2020, presentato durante l'Ecoforum di Legambiente di quest'anno. La città del Noncello fa registrare solamente 68,3 kg di secco residuo pro capite, ben 12,8 in meno rispetto all'anno precedente, risultando uno dei soli 3 capoluoghi di provincia in tutta Italia rifiuti free. Ogni cittadino di Udine, al contrario, conferisce 200 kg di secco residuo, quasi 3 volte più di Pordenone. Il capoluogo del Friuli, però, con l'introduzione del porta a porta, ha superato il 65% di raccolta differenziata in città, quota limite per entrare nel novero dei comuni ricicloni, che però richiede anche di produrre solamente 75 kg di secco residuo. Anche Gorizia raggiunge la percentuale di raccolta differenziata, ma i chili di rifiuto secco residuo pro capite sono 162,5. Maglia Nera a Trieste con 265 kg di secco residuo e solamente il 44% di raccolta differenziata. Il miglior comune in regione è San Vito di Fagagna con 35,6 kg di secco residuo pro capite, in ulteriore diminuzione rispetto al 2019. Sul podio anche Lestizza 38,6 e Campoformido 43,8. Al quarto posto il primo comune del Pordenonese, Caneva, con 44,9. Nel Friuli occidentale bene anche Cordovado con 46,5 e Cordenons, primo comune regionale tra gli over 15.000 abitanti, con 43,8. Il miglior comune per raccolta differenziata è invece Prata di Pordenone, che supera quota 90%, mentre il peggiore è Drenchia con appena il 30%, meno di Prepotto, Savogna e Torreano, tutti sotto quota 40%. L'assessore regionale all'agricoltura Zanir esprime un giudizio positivo sull'incarico di ministro per le risorse agricole al triestino Stefano Patuanelli. Nella trasmissione Economai FVG, in onda questa sera alle 21 su Telefriuli, dedicata all'impatto del Covid sul mondo del vino friulano, dice: fra i dossier urgentissimi da esaminare con il ministro c'è quello della ripartizione dei fondi europei fra le regioni. Eccovi un'anticipazione. Credo che sia comunque un'ottima opportunità anche per la capacità che ci sarà sicuramente di riuscire a leggere le esigenze del territorio, sia pur coniugandole con quelle più generali nazionali. Quali sono i dossier sui quali attende dal Ministro Stefano Patuanelli delle risposte concrete per la nostra regione? C'è un tema che ormai è urgentissimo, la ripartizione dei fondi europei tra le regioni. È un tema assolutamente discusso, su cui c'è un oggettivo non accordo tra le regioni stesse, perché 15 regioni, tra le quali il Friuli Venezia Giulia, ritengono che non sia più accettabile il vecchio criterio di suddivisione che prevedeva che il 50% delle risorse venisse destinato a 6 regioni, e quindi questo è un tema caldissimo e abbiamo urgenza di avere questa soluzione, perché poi dobbiamo far partire i bandi per la nuova gestione del 2021 e 2022. Ci saranno temi sui quali confrontarsi, ovvero come creare le condizioni affinché la nuova PAC, con un piano strategico nazionale, possa garantire la capacità di una regione come il Friuli Venezia Giulia di riuscire a valorizzare le proprie peculiarità. Credo che non ci siano problemi legati alla capacità di dialogo, perché poi alla fine tutti saremo chiamati a dare risposte a temi molto concreti, e quindi anche tutte le partite ideologiche penso che avranno ben poco spazio per poter essere discusse. Danieli, Leonardo e Saipem hanno firmato un accordo quadro per lavorare insieme a progetti per la riconversione green dell'acciaio. 3 eccellenze italiane uniscono le forze per la riconversione green dell'acciaio. Danieli, Leonardo e Saipem hanno firmato un accordo quadro per proporsi assieme in progetti di riconversione sostenibile di impianti primari energy intensive nel settore siderurgico, sia in Italia, in particolare nel Mezzogiorno, sia all'estero, facendo da traino e da integratori di una filiera tecnologica e produttiva italiana che costituisce un'eccellenza a livello mondiale. Le 3 aziende propongono la fornitura congiunta di tecnologie e servizi volti a ridurre le emissioni di anidride carbonica del processo produttivo dell'acciaio, per dare vita ad un modello innovativo e sostenibile, coerente con le attuali normative ambientali e con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di CO2.
La nuova soluzione tecnologica prevede la sostituzione del processo produttivo convenzionale dell'acciaio, basato sugli altoforni, con un nuovo processo che utilizzerà forni ad alimentazione elettrica ibrida integrati a impianti di riduzione diretta del minerale di ferro attraverso una miscela di metano e idrogeno. Nell'ambito dell'accordo, la Danieli di Butrio si propone come appaltatore per la fornitura degli equipaggiamenti tecnologici di riduzione diretta e di forni elettrici. Saipem si occuperà della realizzazione in loco degli impianti. Leonardo, attraverso la divisione Cyber Security, assume il ruolo di Digital and Security Technological Partner per le soluzioni integrate in ambito Industry 4.0, volte all'ottimizzazione in sicurezza dei processi di produzione. È arrivata come un fulmine a ciel sereno la decisione della catena tedesca Douglas di ridurre il numero di negozi in Italia e in particolare 5 punti vendita in Friuli Venezia Giulia. Come sempre a essere penalizzate sono le donne difficilmente ricollocabili nel settore. Non c'erano i presupposti per la chiusura nonostante i negozi in Friuli della catena Douglas mostrassero segnali di sofferenza. La decisione della multinazionale tedesca di ridurre i punti vendita in Italia, 5 dei quali in regione, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Non ci aspettavamo così tante chiusure, così tanti negozi e soprattutto non ci aspettavamo la previsione della chiusura di quello in centro, in via Rialto. Insomma, non ci aspettavamo certo che la multinazionale decidesse di abbandonare completamente quella che è comunque una vetrina e una possibilità di far conoscere il marchio. Sarebbe necessario, ad esempio, formare le persone perché possano ricollocarsi in qualche modo. L'e-commerce è uno di questi, drena comunque delle risorse. Può essere che la pandemia abbia accelerato un processo che è già in essere in quasi tutto il retail, in tutto il comparto, diciamo. Non è strano che ci sia stato un aumento dell'e-commerce, diciamo che non c'è un piano industriale. Il profumo non lo si può sentire su internet, il profumo bisogna sentirlo nel negozio, così come tutta la parte di consulenza che le lavoratrici e i lavoratori di Douglas danno alla clientela non può essere certo sostituito dai tutorial su internet. 10 partite in 10 orari diversi è davvero spezzatino per quanto riguarda il campionato di Serie A. Sta per succedere quello che non era mai accaduto prima, ma che rischia in qualche maniera di diventare la nuova normalità. Se ne parlerà nel dettaglio tra pochissimo a Sport FVG. Subito dopo l'appuntamento con il meteo, con le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata, arrivederci.